L'ennesimo incidente mortale avvenuto lungo la Romea, in cui ha perso la vita un 44enne bengalese commerciante di frutta e verdura a Mestre, papà di 2 bambini, ha riacceso i riflettori sulle criticità di uno dei principali assi viari del Veneto, con conseguenze particolarmente difficili per i pendolari. Centinaia di persone dirette a Chioggia e Venezia sono rimaste bloccate per ore. Tantissimi messaggi dai cittadini al sindaco Armelao. E questo chiaramente mi impone di dover richiedere un incontro all'ente di governo, alla città metropolitana, proprio per studiare in maniera definitiva la possibilità di creare dei percorsi alternativi, diciamo fruibili, percorribili da parte dei bus di Arriva Veneto, anche perché ieri c'è stata l'ennesima paralisi totale, gente che ha anche perso il volo dall'aeroporto di Tessera, gente che ovviamente non tornava più a casa con il pullman, invece ovviamente allarmati da questo blocco ennesimo della Romea, tantissimi pendolari hanno deciso di ritornare a Chioggia via acqua. Ecco, quindi è una situazione che si trascina da tantissimo tempo e ovviamente ci obbliga a creare dei veri percorsi alternativi